Seconda parte del nostro telegiornale. Prima di occuparci del meteo, una notizia di agenzia: un bambino di 2 anni di Trapani che si è sentito male dopo aver ingerito droga è ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Palermo. Il piccolo era svenuto, i suoi genitori lo hanno portato subito all'ospedale Sant'Antonio Abate. I medici che hanno compreso le cause della malattia lo hanno poi stabilizzato, ma per precauzione lo hanno trasferito per l'appunto all'ospedale di Palermo, l'ospedale dei bambini, dove sono stati trattati diversi casi di piccoli che sono arrivati in overdose da droga. Dopo le prime cure, le condizioni di salute del bambino sono in miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Trapani, coordinati dalla Procura per i minori di Palermo. La polizia ha sentito i genitori ed eseguito perquisizioni nella loro abitazione. E adesso veniamo al caldo che sta per arrivare. Insomma, sarà il primo vero fine settimana d'estate, ma probabilmente non sarà un lancio definitivo del bel tempo. Sentiamo. Irrompe l'anticiclone e porta il vero caldo, con le temperature che in Sicilia andranno ben oltre i 30 gradi. Dopo aver atteso a lungo il bel tempo, il prossimo sarà un fine settimana rovente, durante il quale le spiagge inizieranno finalmente ad affollarsi ed animarsi. Fuori costumi e creme abbronzanti per recuperare il tempo perduto di una primavera dalle sembianze autunnali che ha fatto registrare il maggio più piovoso dal 1921 ad oggi. Si avvicina il momento tanto atteso per gli amanti della bella stagione, che ora passano dagli ombrelli agli ombrelloni grazie all'influenza dell'anticiclone delle Azzorre, che per tanto tempo è rimasto posizionato tra Francia ed Inghilterra, garantendo clima mite e stabilità nel cuore dell'Europa e tanta pioggia in Italia. Basti pensare all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Nonostante la colonnina del mercurio sia in netta risalita, non mancheranno però temporali a macchia di leopardo anche al sud, Sicilia compresa, ma è nel weekend che si registrerà il primo caldo tipicamente di matrice africana, con il termometro destinato a toccare punte di 33-34 gradi, specie nell'entroterra e nelle ore centrali della giornata, qualche grado in meno nella costa, ma solo per l'influenza della brezza marina. Potrebbe trattarsi però solo di un fuoco di paglia, visto che l'alta pressione non riuscirà a distendersi in maniera organizzata e verrà rapidamente messa in difficoltà da un ciclone mediterraneo che potrebbe portare ancora pioggia, grandine e forti raffiche di vento in tutto il meridione, con la Sicilia possibile teatro di uno scontro tra masse d'aria fredda e d'aria calda, che in questo caso, come detto, innescherebbero l'ennesimo temuto ciclone. Ed è via alla complessa macchina organizzativa del festino di Santa Rosalia a Palermo. Quella del 2023 sarà un'edizione di transizione in vista del 2024, anno del 400° anniversario del miracolo di Santa Rosalia. A metà luglio a Palermo si ricorderanno anche Don Pino Puglisi e Biagio Conte, il missionario. Manlio Viola. 400.000 euro. E questo è il budget che il Comune di Palermo ha stanziato per il festino di Santa Rosalia 2023. Si tratta della 399esima edizione o, come la chiama l'amministrazione, l'edizione 400-1. L'idea è quella di un percorso partito lo scorso anno e che porterà in un triennio verso il clou delle celebrazioni proprio il prossimo anno 2024 nell'edizione numero 400. Ma intanto il festino va fatto e bene, possibilmente con pochi soldi. Per questo l'amministrazione chiede aiuto ai privati, si mette in moto la complessa macchina organizzativa quando manca poco più di un mese però e l'amministrazione comunale preme sull'acceleratore. La Giunta ha approvato un atto di indirizzo dell'assessore alla cultura Giampiero Cannella con cui, come prima cosa, si fissa appunto il budget a disposizione, 400.000 euro tutto compreso, in particolare 285.000 per la realizzazione del progetto artistico del corteo trionfale del 14 luglio, compresi però i fuochi d'artificio alla fine del percorso, Porta Felice, 25.000 euro per i servizi religiosi curati dalla cattedrale, 70.000 euro per le luminarie, 20.000 euro per i servizi di supporto, ovvero il piano sanitario e la prevenzione antincendio. Il finanziamento graverà sui fondi della tassa di soggiorno. Sull'albo pretorio l'amministrazione ha pubblicato l'avviso esplorativo, attraverso il quale si intende consultare il maggior numero di operatori del settore per individuare e acquisire la proposta artistica che ancora non c'è per la realizzazione del corteo trionfale, dal piano Palazzo dei Normanni fino al Foro Italico, che si concluderà come sempre appunto con i giochi d'artificio e il sottofondo musicale. L'edizione 2023 avrà però anche alcune
alcune novità già individuate, musica, rappresentazioni artistiche, ma anche momenti dedicati al ricordo. Un richiamo alla memoria che si muove attraverso il sogno, che è il filo conduttore sia religioso che allegorico e che sarà tema centrale dell'organizzazione di quest'anno. Oltre al classico percorso ormai assodato che si snoda da Piano Palazzo, ovvero da Palazzo Reale, lungo Corso Vittorio Emanuele fino al mare, non mancheranno alcuni momenti particolari come le esibizioni curate dal gruppo musicale del Teatro Massimo e dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti e un momento dedicato al ricordo dei palermitani illustri, amati dalla città e dai suoi abitanti, in particolare Biagio Conte, spentosi di recente, e Padre Pino Puglisi. Ci fermiamo per un'altra pausa, il calcio in chiusura. Ultima parte del nostro telegiornale, il congedo ufficiale da Ferraro e l'arrivo in città del presidente Pelligra danno un nuovo impulso alla ricerca del nuovo allenatore per il Catania, 2 i nomi più quotati. Ma sentiamo Marco Carli. Il dato certo risaputo da tempo, al di là delle comunicazioni ufficiali, è il fatto che il Catania riparta senza Ferraro. Adesso con l'arrivo di Pelligra in città si attendono i prossimi passi. Il numero 1 del club resterà in Italia fino a domenica 18 con possibili puntate di lavoro anche a Roma e a Milano. Mercoledì ha visto la squadra femminile impegnata con il Tarros e sconfitta nella Coppa Italia Eccellenza. Poi è stata a cena con la dirigenza rossa-azzurra, un prologo di tanti incontri che si verificheranno in questi giorni. Una delle prime tappe è la trasformazione della denominazione sociale, la SRL, con la nascita del Football Club Catania e dunque le conseguenti pratiche per l'iscrizione. Nessun dubbio ovviamente, ma tanta burocrazia. C'è poi il nodo allenatore. Al momento parrebbe corsa 2 fra Ivan Javorčić e Luca Tabiani. Sotto l'aspetto tecnico si parte da una base comune, il 4-3-3, ovviamente sviluppato sul campo in modo diverso. Il calcio moderno è più una questione di atteggiamento che di schemi. Cambia tanto però sull'aspetto umano. Il primo, nativo di Spalato, è un sanguigno con spirito combattivo, potremmo dire un sergente di ferro. Il secondo preferisce imporsi con la mentalità e il gioco. Insomma, per lo spogliatoio, 2 modi di fare diversi. Anche su questo potrebbe basarsi la scelta, sempre che alla fine non spunti la sorpresa. Se sarà uno fra Javorčić e Tabiani, a breve, al massimo entro la prossima settimana, arriverà la comunicazione. Ma la presenza di Pelligra non servirà solo a dare l'assenso per il nuovo tecnico. C'è il budget da definire ulteriormente, la famigerata cifra attorno ai 10 milioni che servirà per la prima squadra ma anche per giovanili, femminile e innesti in società. A proposito di società, Bresciano entrerà nel CDA con ogni probabilità da luglio. Il Catania inoltre parteciperà al bando per l'esternalizzazione del Massimino e con Pelligra in questi giorni verrà data una sterzata verso la realizzazione del prossimo centro sportivo. C'è poi da definire la sede del ritiro, meta siciliana, che comincerà attorno al 20 luglio prossimo, anche in questo caso scelta a breve. Era il nostro ultimo servizio. Sicilia 24 si ferma qua, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14. Vi lascio adesso con Buongiorno Sicilia insieme a Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.